parlano di togliere la protezione speciale per chi arriva in Italia e chiede il permesso di soggiorno. Lei che cosa ne pensa? È giusto irrigidire i protocolli? Da una parte questa parte umana ci starebbe, però tutte queste persone che vengono e che non hanno un'assistenza adeguata è un po' un problema grosso, dico la verità. È troppa roba, c'è troppa roba lì che non va bene, perché i migranti bisogna dargli una regolamentazione, ma non sulle persone, bisogna fare una regolamentazione a monte con gli stati, con i governi. Quindi quello che stanno facendo in Africa va bene. Le cose che accadono qui sono solo politica interna di bassa lega. Cercare di regolarizzare un po' di più, diciamo, penso proprio di sì, insomma, non credo che faccia bene. Adesso io non so benissimo come sono queste regole che stanno imponendo, però credo che forse un po' di legislazione in questo senso sia necessaria, insomma. No, sono assolutamente contraria a porre quel tipo di limiti. C'è ben altro da fare sulla faccenda dei migranti. Secondo lei che cosa? Intanto assolutamente trovare un modo con l'Europa di fare qualcosa insieme, di destinarli, perché sembra che il terrore sia l'invasione di questa gente che arriva, ma di certo non è così. Ma l'Europa, secondo lei, non le sembra che ogni tanto faccia orecchie da mercante su Sì, questo tema? purtroppo sì. Io penso proprio di sì, perché dopo 20 anni libero accesso a tutti non si può fare. Ci vuole un regolamento che l'Europa non ci è mai venuta incontro a stabilire certe cose che si può fare. Se ce lo possiamo permettere va bene anche i migranti, se non ce lo possiamo permettere è inutile che arrivino. Ok? Ci sono anche gli italiani che hanno bisogno.